Tesserino federale di Robert D'Allora, Fondazione Bentegodi, qui in postazione microfonica. Per la seconda serie dei 200 farfalla maschili si preparano in 2 Federico Baldassari, in 3 Lorenzo Mazzon, 4 Angelo Del Duca, in 5 Edoardo Bruniera, in 6 Andrew Edmund Brown e in 7 Hilton Lee Collison. Claudia Hafnagl, il passaggio ai 50 metri, 30 e 66. Emma Fabretto in seconda posizione, 31 e 10 dopo 50 metri di gara. Con Claudia Hafnagl in quarta corsia, classe 1996, si va a prendere il passaggio a metà gara, 1.05 e 46 per lei. Vanessa Andretta sale in seconda posizione, 1.07 e 59, 34 e 80 per Claudia Hafnagl, i secondi 50 metri, Vanessa Andretta 35 e 84. Poi Emma Fabretto in terza posizione con 1.08 e 37. Per la Fabretto 37 e 27 nei secondi 50 metri, ma siamo già alla virata dei 150, sempre con la Hafnagl al comando, 1.41 e 44, 35 e 98, Vanessa Andretta 37 e 47, sale in terza posizione Martina Pinarello dalla prima corsia, 37 e 55, Azzurra Petrini in quarta posizione, lei che è stata medagliata nella gara più corta della farfalla ai campionati italiani giovanili, giovanissima classe 2000 Azzurra Petrini, ma noi andiamo ad accogliere con un applauso la vincitrice Claudia Hafnagl, 2:16.09. La prima posizione, la medaglia d'oro va a lei, l'argento proprio ad Azzurra Petrini che rientra nel finale in 2.23 e 02, e per la terza posizione Vanessa Andretta 2.23 e 23.